Sempre più liberi, con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Radio Libertà, siamo in onda da Piazza Duomo, la linea a te. Grazie Andrea, buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Stiamo in realtà dietro l'abside del meraviglioso Duomo di Milano, come forse in questo momento potete vedere. Io sono contro sole, quindi non sono sicuro di darvi l'inquadratura giusta. Tuttavia siamo praticamente dietro l'abside del Duomo, dove una volta c'erano le librerie paoline, tra l'abside e le librerie paoline che adesso non ci sono più. E ancora, diciamo, naturalmente non è iniziato il comizio, il duplice comizio di cui daremo conto. Non è Piazza Duomo, non è la Piazza Duomo che ci ricordiamo tutti, bensì appunto uno spazio un po' più ridotto e per il momento, diciamo, ancora in attesa dell'afflusso delle persone che si trovano in una giornata meravigliosa, bellissima, perché la giornata è molto molto bella, finalmente dopo tanto tempo. C'è una musica abbastanza assordante. Dimmi tu, Andrea, in regia, se è fastidiosa o se si riesce comunque a sentire distintamente. No, ti sentiamo bene. Dell'umile cronista. L'umile cronista riesce a sentirlo, sì. Interloquiamo, Andrea, perché facciamo prima in diretta senza messaggi, perché altrimenti non riusciamo, a intenderci. Allora, se sei d'accordo, io adesso farei un giro del tutto casuale tra le prime persone che trovo qui e chiediamo qualcosa alle persone che stanno aspettando. Buon pomeriggio, signore. Radio Libertà. Radio Libertà, buongiorno. Buongiorno, volevo salutare Sammy intanto. Ecco, salutiamo Sammy e compreso anche il salame del signor Nichetti che ci ha dato l'altro giorno, ce lo siamo mangiati insieme a Sammy. Okay. Questo a lei non interessa. Non interessa, ok, fa niente. Ciao Sammy, sono Valeria di Arcore. Bene, allora, com'è che la mettiamo oggi pomeriggio qua? Io voto Sardone. Io sono per Sardone. Benissimo, non è che sia tanto lontano da qua. No. C'è un banchetto che ho visto. Sì, prima. certo, c'ho anche la maglia. Ma Sardone in che senso? Lei mi dice più del Vannacci Sardone. Sì. Sì. Perché non le piace il Vannacci? Mi piace, ma non avrei aspettato, avrei fatto fare un po' di gavetta. Sì, un pochino, dai. Un pochino di militanza in più. Sì, che non guasta. Bene. Perché si impara un po'. Ti chiami, scusi? Valeria, segretaria legale. Avevi già detto prima. Ma niente, tranquillo, Scusami, ci mancherebbe. c'ho un orecchio solo. Tranquillo, e ci l'altro mancherebbe. No, comunque, allora, non è una persona, diciamo, tra virgolette, sgradevole, assolutamente. Ha delle buone idee, però non è proprio troppo dei nostri. È arrivato troppo presto. Troppo alla svelta. Sì, infatti. Va bene, comunque sei qua. Adesso lo sentiamo, vediamo. Va bene. Preferiamo un po' più di rilevanza per i nostri candidati. E sempre salutiamo Sammy, Ciao Sammy, un bacio. Buongiorno signore, buongiorno a tutti. Anch'io ascolto sempre Radio Libertà tutti bene. I giorni. Io mi alzo al mattino, la prima cosa che faccio è schiaccio il Quindi pulsante della mia radio. Tu sei? Cainarca, Giulio. Tu sei Cainarca? Sì, Madonna, non lo sono mai riuscito a vederlo. Adesso mi vede purtroppo per lei. No, perché? Ma io venivo anche a come si chiama? Con la Lega là in fondo come si chiama? Siamo in diretta, il Pratone, no? Sì, a Pontiva. A Pontiva, ti cercavo sempre, non sapevo chi eri. Perché sono sempre in giro a rompere le palle alla gente. Ma no, ti ascolto tutti i giorni. Tutti i giorni. Sono tanti anni ormai. Sempre, io mi alzo al mattino, la prima cosa che faccio è schiaccio il pulsante e vi ascolto. Bene. C'è stato un periodo che non vi sentivo ed ero abbastanza preoccupata, dopo poi sono riuscita anche noi siamo sempre preoccupati. Comunque, le volevo dire, ci abbiamo sentito prima la Valeria che ci diceva che insomma il Vannacci è arrivato un po' troppo velocemente, ma magari un po' più di militare. Lei cosa dice del Vannacci? Ma a me piace molto. Valido. Io ho letto il suo libro e praticamente le cose che dice, che scrive sono le cose che penso. Cosa devo fare? Perché possiamo dire che non è così? Lei l'ha letto? Sì, come no. Il primo sì, il secondo no. Il secondo nemmeno io. Il primo sono quasi arrivata in fondo, non ho ancora terminato. Perché c'ho da leggere quello, poi c'ho da leggere quello della Sardone e poi quella di Salvini. Ragazzi, c'è troppa roba da leggere. Troppa roba da leggere.
modo si assomigliano, diciamo, no? ovvio. Più o meno. Ma niente, allora dopo sentiamo cosa ci racconta e vediamo. Speriamo, perché tu cosa ne pensi di... Io non posso dire niente perché sono in veste di cronista adesso, hai capito? Quindi non posso dire la mia Non puoi dire opinione. la tua opinione. No, io te l'ho detta perché io la penso proprio così. Sei troppo simpatica, Io devo ti dirlo. dirò che mi alzo al mattino e schiaccio il pulsante. In questo momento la mia radio sta su Radio Libertà. Meno male. In questo momento. Meno male. Perché siccome ho paura dei ladri, allora accendo la radio, spero che sentano Lasci un po' di il bottone movimento. acceso su Radio bravo, Libertà, è in quello. funzione anche antiladro. Anche l'antiladro. Bellissimo, pensa un po'. bellissimo. Andrea, ci stai sentendo bene, giusto? Chiedo alla regia. Sì, perfettamente. Bene, distintamente. La signora è troppo simpatica. Mi fa piacere. Allora dopo. Grazie, ciao. Intanto noi continuiamo a girare qua in giro, dietro il meraviglioso, stupendo manufatto del Duomo. Guarda che meraviglia, Andrea. Di la tua. Dai un parere anche tu sul Duomo di Milano. Così Cosa fai c'è? l'originale. Cosa c'è da aggiungere? Ti volevo qui. Ti volevo qui. Adesso vediamo un po'. Ragazzi, buongiorno. Salve. Tu stai volantinando. Ti chiami? Siamo Radio Libertà. Radio Libertà. La conosci? No. Come no? No. E Radio Padania la conoscevi? Sì. No. Sì. Sì. Beh, siamo noi, siamo sempre Ah, ok. noi. Abbiamo cambiato nome per darci una riverniciata, diciamo. Ok, Però siamo ok. sempre noi. Ok. Cos'è che mi racconti? Il No, Volantini c'è un qua? evento Miss Padania questa sera. Ah, esiste Miss Padania ancora? Sì, dopo 12 anni Vabbè. sarà la prima serata questa sera. Rinasce. Rinasce. Vabbè, allora buon lavoro. Grazie. C'è anche Miss Padania, Andrea, hai capito? Cioè la Padania non è morta del tutto, si mantiene sotto forma di Miss. E questa è già una notizia interessante. C'è un volantinaggio di Miss Padania. Adesso noi, vedo tanti colleghi giornalisti e mi tengo alla larga, proprio rigorosamente, scappando. Vedo un giovine, vedo qua un giovine con una bandiera. Buongiorno, Radio Libertà. Buongiorno. Conosci Radio Libertà? Sì. Bene o male. Buongiorno, sono Buongiorno, come ti chiami? Vittorio. Vittorio, ti vedo diciamo in assetto da guerra no, in assetto da pace diciamo, Sì. però bello bardato. Sì, sono venuto qua a sentire Vannacci, Salvini, la Lega. Ma com'è che ti incuriosisce Vannacci a te così giovane? Perché sono Tu venuto non sei antimilitarista? No, Sto scherzando naturalmente. so, però l'ho conosciuto quando sono venuto a parlare del suo libro a Reggio Emilia, con i miei genitori mi hanno portato a sentirlo. Ho letto i suoi libri e mi ha incuriosito e dopo comunque parlando dei suoi sensi della famiglia, Tu quanti anni hai? 17. Cavoli, sei giovanissimo. Sei già interessato di politica, è una bella cosa. È un campo che mi ha sempre appassionato fin da piccolo, perché comunque me l'ha trasmesso anche... Che classe fai adesso? Cosa stai facendo? C'ho la terza liceo, cioè Liceo scientifico. scientifico. Cosa vuoi fare dopo? Da grande mi piacerebbe comunque o entrare nell'accademia militare, perché comunque anche lì da piccolo, perché mio nonno era militare, mi ha sempre appassionato, oppure comunque anche politica. Come vedi il quadro politico dal tuo punto di vista? Di giovanissimo, diciamo, Sì. Non giovane, giovanissimo. Quadro politico non è difficile parlarne, però comunque... Tu vieni, dai, hai detto? Reggio Emilia. Reggio Emilia, è una delle capitali, diciamo... Sì, una delle città in Emilia Romagna. Sì. Sì. È È ancora rossa Reggio Sì. Emilia. Sì, è ancora rossa. Reggio Lì è anche la città di Del Rio, no? Sì, era da dove ha fatto il sindaco del Rio. Sono ancora forti i PD da quelle parti. Sono ancora forti nel PD, però comunque c'è anche molta Lega. Per fortuna c'è anche molte persone che credono nella Lega, credono in Salvini e spero che voteranno Lega. Bene, allora io sono contento di averti conosciuto. Grazie. Ci rivediamo magari dopo sotto il palco. Va bene. Grazie, buona giornata. Buona giornata, Ciao. grazie. Ma guarda un po' che ti incontro per Radio Libertà in diretta. Qui abbiamo Gianluca Savoini. Saluti a tutti gli amici di Radio Libertà. Gianluca, siamo qua. Come stai? Bene, ti vedo con un grazie. cappello panamense, diciamo. Sì, però l'ho preso in Russia, si può dire? Ho vietato. Sei correggibile. Ecco, quindi no, noi non molliamo mai. Che ti reindagano. No, assolutamente. Anzi, finalmente si è capito che andare avanti a dare armi si va verso la guerra mondiale, cosa che la Lega e Salvini ha sempre sostenuto. No, adesso facendo il discorso serio, noi ci eravamo visti in radio un paio di volte e si adombrava un rischio che mi pare che stia prendendo corpo. Ma assolutamente, io apprezzo molto la prudenza di Matteo Salvini
che ha giudicato pazzi e folli l'idea di andare a attaccare la Russia nel suo territorio. Poi scusate, su Israele e Palestina giustamente ogni giorno si parla, andiamo a trattare, cerchiamo di evitare la guerra, chiudiamo la guerra che c'è già. Io non sento mai parlare di pace, di tentativo di fermare la guerra, la carneficina in atto in Ucraina. Ma perché? Perché non si dice cerchiamo di arrivare alla pace? Perché rischiamo tutti di andare nella terza guerra mondiale. Questa è la verità. E tra l'altro, diciamo, mi sembra che anche dai vertici della NATO stiano arrivando delle indicazioni, e dal presidente Biden, il quale ha detto si può tranquillamente usare l'armamento occidentale per sparare, per colpire la Russia. Beh, ma era inevitabile, loro hanno tentato fin dall'inizio di creare questo vulnus già da tanti anni, perché bisogna ricordare quello che è successo prima del 2022, dal 2014 in avanti la situazione dell'Ucraina era una polveriera. Già all'epoca si cercava di pensare di far addivenire a consigli sia alla Russia che all'Ucraina e trovare un accordo di pace, come ha cercato di fare nel 2015, vi ricordate gli accordi di Minsk, che però abbiamo scoperto poco tempo fa dalle parole di Angela Merkel, quindi non di Savoini o Cainarca, ma di Angela Merkel, ha detto ma no, noi scherzavamo, volevamo solo prendere tempo, riempire di armi l'Ucraina per poi scatenarla contro la Russia. Più di così, ragazzi, bisogna andare verso la pace, non essere filo russi o anti-russi, filo americani o anti-americani, semplicemente essere filo nazionali, fare il bene della nostra popolazione. Non si può andare ad una guerra mondiale, sarebbe la fine del mondo. Tu cosa prevedi? Beh, non prevedo nulla di buono purtroppo, ma penso che tutti coloro che... Anche in relazione, diciamo, se può contare qualcosa, te lo chiedo, il voto per il prossimo Parlamento europeo, la nuova Commissione europea. Assodato che la Commissione europea e l'Europa hanno un peso politico e istituzionale pari a zero, soprattutto in politica estera. Però, insomma, gli Stati membri qualcosa ancora contano, Germania, Francia. Tu cosa prevedi? Ma io fino all'altro giorno vedevo che anche la Germania era molto contraria a questa situazione di ampliare il conflitto. Adesso invece ha cambiato. Ma ha cambiato perché probabilmente non si può fare altro, cioè esistono dei poteri che vanno al di sopra dei politici, però sicuramente il voto di sabato e domenica prossimi, credo che se vinceranno i partiti come la Lega, che intelligentemente dice basta armi e puntiamo alla pace, se fosse questa una maggioranza importante anche negli altri paesi, e ci sono questi partiti, io credo che sarà un segnale molto chiaro alla NATO e a tutti quei bellicisti che stanno giocando col fuoco. Un'altra cosa, da giornalista, la vicenda Vannacci ed è l'ultima buttata e l'ultima polemicuzza sulla decima da mettere sulla scheda. Allora, io mi ricordo tanti anni fa, io ero nella Lega, tu lo sai, ero alla Padania, io leggo le cose che dice Vannacci adesso, con tutto rispetto per Vannacci, io le leggevo sulla Padania a fine anni 90, difesa dell'identità, la famiglia tradizionale, l'immigrazione che non può essere selvaggia, una nuova Europa che non sia soggiogata solo agli interessi economici, bancari e guerrafondai. Insomma, queste cose le diceva Bossi, o sbaglio? Io mi ricordo benissimo perché lo intervistavo e basta andarsi a riprendere le annate della Padania di quel periodo e si leggeranno le cose che attualmente, 25 anni dopo, dice Vannacci. Gianluca, ci vediamo più tardi. Toglimi una curiosità. Tu hai detto no, questo non è panamense il cappello. Da dove arriva? No, dalla Russia. Da dove? Da Mosca, l'ho comprato lì perché anche là c'è il sole. No, perché sai che anche là ci sono delle località marine fantastiche. Ah, no, ero nella grande città. Arrivare là nelle località marine fantastiche devi metterci 35 euro di treno adesso perché gli aerei sono fermi. Meglio di no. Meglio di no. A più tardi Gianluca, grazie. Grazie a Gianluca Savoini. Vediamo qua anche Claudio. Claudio, come stai? Claudio D'Amico, tutti lo conoscono, non volevo neanche presentare. Tutto bene. Come stai Claudio? Bene. Bene. Io ho portato una maglietta storica che è questa qua. Aspetta che la inquadriamo bene. Già, era quella del Pelle Rossa, dell'indiano. Ogni tanto in 2008 abbiamo vinto in le via elezioni del Bellevio mi 2008. capita di aver sott'occhio qualche vecchio poster di questi qua che sono rimasti e che hanno sconfitto il passare del tempo. Sì. Anche tu ti sei occupato a lungo di politica estera, di rapporti con l'Est Europa, con la Russia, eccetera. Stavamo parlando poco fa con Gianluca Savoini. Tu come la vedi per il futuro? Come la vedi? Per il futuro, perché qua spirano venti di guerra.
Secondo me dobbiamo iniziare a fare dei ragionamenti un po' più, come dire, lucidi, perché qua mi sembra che in Europa ci sia un sacco di gente che si è fatta prendere da questa frenesia della guerra. Questa Europa è stata creata per la pace. Cioè, andiamo a capire il perché fu creata l'Europa e poi l'Unione Europea, per la pace. Quindi bisognerebbe che i nuovi parlamentari europei rimettano al centro della politica europea la questione della pace. Cioè, noi non possiamo pensare a un'Europa pronta solo a fare la guerra. Noi dobbiamo pensare a un'Europa con dei pontieri, con gente che cerca di creare dei ponti tra uno e l'altro, che faccia la de-escalation. C'è un conflitto in atto, noi dobbiamo avere dei politici europei capaci di creare una de-escalation. Invece a me sembra che ultimamente siano tutti per l'escalation, cioè allargare sempre di più il conflitto. Noi dobbiamo limitarlo sempre di più il conflitto. Quindi questo credo che sia uno dei temi fondamentali del prossimo Parlamento europeo e dei prossimi parlamentari europei. Per quanto riguarda invece il fronte interno, tu hai fatto anche il parlamentare in Italia, no? In un'epoca che tutto sommato non è molto lontana, ma sembra politicamente lontanissima già ormai. Tu il quadro politico interno come lo vedi? Saranno decisive le riforme dell'autonomia, della giustizia, o sono pannicelli caldi su un tessuto sfasciato? Ma allora, il punto fondamentale io credo che sia quello dell'autonomia. Dopo tanti anni di lavoro la Lega finalmente porta a casa una riforma. L'avevamo fatto nel 2006, quando il ministro Calderoli riuscì a far approvare la devolution sia in prima che seconda lettura da Camera e Senato, quindi riforma costituzionale, però fu bocciata dal referendum, dove al nord votarono sì, al sud no. Allora a questo punto si è scelto di seguire la linea della legge ordinaria. Bene, la portiamo a casa grazie al ministro Calderoli e a Salvini che ha voluto seguire questa linea. Se ne parla troppo poco e troppo male, ma è sbagliato, perché per noi è una riforma fondamentale. Tutti quelli che dicono che la Lega non sta più seguendo le sue idee, non è vero, quelle idee sull'immigrazione sono sempre le stesse. E quando Matteo Salvini ha potuto fare, quando era ministro dell'interno, ha fermato gli arrivi e l'hanno anche messo sotto inchiesta. Mi chiedo come mai adesso non si stia riuscendo più a fermarli. Probabilmente perché non c'è Matteo a fare quel lavoro lì. Se ci fosse stato lui sicuramente saremmo stati messi molto meglio. Ma adesso bisogna quindi focalizzarsi sulla riforma dell'autonomia, è fondamentale, è importantissima. Se questa legislatura la porta a casa, come lo faremo a breve, sarà una grande vittoria della Lega. Lo ricordo a tutti quelli che dicono che la Lega non sta facendo, la Lega sta facendo tantissimo, e quindi questo è il primo punto che per noi della Lega, di una volta o 30 anni di militanza, è un punto fondamentale. Claudio, l'ultima cosa, la figura di Vannacci, tu come la vedi appunto da militante storico della Lega? E io voto Vannacci, assolutamente. Poi ci sono 3 preferenze, quindi Vannacci più altre 2, ognuno è libero di scegliere. Ma tutti dobbiamo votare Vannacci, perché Vannacci porta avanti. Chi dice che Vannacci non porta avanti l'idea della Lega? La Vannacci porta avanti le idee della Lega che dai tempi di Bossi portavamo avanti. Quindi il tema della sovranità, il tema di bloccare l'immigrazione, il tema della famiglia, il tema dell'identità, sono temi che sono nel nostro DNA. Vannacci ha scelto di venire con la Lega quando tutti lo volevano, e gli attacchi che abbiamo ricevuto dai nostri alleati appena Vannacci ha dichiarato di venire con la Lega sono eloquenti. Lo volevano con loro perché sanno che è una persona che è riuscita ad avere il coraggio, nonostante il lavoro che faceva da militare, è uscito a dire le cose come stanno, senza peli sulla lingua. Bene a Vannacci, bene il voto alla Lega, bene il voto di preferenza. Avete 3 preferenze, datele tutte e 3, una a Vannacci e 2 ai candidati locali e ai candidati che votano. Allora, più chiaro di così non potevi essere, grazie a Claudio D'Amico. Grazie a voi, viva la Lega. Buongiorno signora, buon pomeriggio. Radio Libertà. No, grazie. Non ho Ma da lei era dire curiosa, era qua che guardava, sentiva. No, ascoltava. va bene, ma a me Cosa piace. dice? Faccio le mie considerazioni per te. Cioè? Bene. Non può condividerle con noi, no? Con Radio Libertà. Cosa pensa qua di tutto questo ambaradan? Cosa pensa di tutto questo ambaradan qua? No, niente, tanta confusione nella mia testa. Grazie signora, buon pomeriggio. Bocca al lupo. Grazie.
Allora Andrea, dammi un feedback, si è sentito tu? Perché io ho il problema dell'audio, perché come ti dicevo prima ho un orecchio È tutto ottimo, diciamo fuori uso, e lo conferma anche Carnelli da usa casa. questa colonna sonora straordinaria, e l'altro invece è tappato da... Quindi va bene tutto, mi confermi? Sì, va tutto benissimo. Allora perfetto, guarda, ti faccio vedere ancora il Duomo perché è una roba meravigliosa. Signora, è d'accordo, no? Radio Libertà. Sto facendo La foto? Ah, mi scusi lei. Sai, noi giornalisti rompiamo sempre le balle nei momenti meno opportuni. Abbiamo fatto anche questa volta. Comunque, noi ci aggiriamo qua sempre nella stessa nello stesso spicchio di Piazza Duomo, il retro di Piazza Duomo. Andrea, guarda che bello da sotto in su. Tutta la poderosità del gotico si manifesta in questa inquadratura meravigliosa. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Buongiorno ragazzi, Radio Libertà. Buongiorno. Che ci fate qua? Buongiorno, sono venuto a vedere Salvini, il mio amico. Salvini. Al mio amico lo vogliono buttare fuori dall'Italia. Dobbiamo convincere. Perché è immigrato? Dobbiamo convincere Salvini. Come immigrato? Te sei nato qua secondo me? Nato qua, no, sono immigrato. Ma da dove? Dall'Egitto. Dall'Egitto. Non hai documenti. Dobbiamo Come non hai convincere, documenti? dobbiamo convincere Salvini a tenerlo. Cosa stai facendo? Oggi sono venuto qua a vedere Salvini. Cosa gli vuoi dire a Salvini? Niente. Questa è Radio Libertà, lui lavorava qui da noi. Radio Libertà. Ciao Radio Libertà. Cos'è che gli vuoi dire a Salvini? Io e Salvini siamo fratelli. Fratelli di sangue. Sangue. Di sangue. Sì, dammi un po' di soldi. Quelli fa comodo a tutti. È ovvio. Vabbè. Ti voglio bene Salvini. Allora, Ti voglio bene. Buon pomeriggio ragazzi. Divertitevi. Ciao, ciao. Radio Libertà, di tutto e di più. Com'era la Rai, no? Era la Rai quella? Sì. Siamo anche noi così. Allora, qua il post-abside, non so come chiamarlo, si va riempiendo, diciamo così. Io continuo a girovagare come un perfetto idiota tra le persone e vediamo un po' se riusciamo a cogliere così, a guizzo antropologico, qualcos'altro di interessante. Vediamo un po', senza importunare naturalmente. Buongiorno Radio Libertà. Niente, libertà è una brutta parola. Curiosità. Curiosità va bene. No? Curiosità ci sta però. Curiosità di un fenomeno, come Qual è tante cose si vede. Qual è il fenomeno? Un fenomeno sociale. Un fenomeno sociale o un fenomeno individuale? Qua il discorso si fa interessante. Sociale perché se riunisce delle persone è sociale, non è individuale. Lei, diciamo, ha qualche idea sul fenomeno? No, perché non lo conosco, cioè talmente già recente la cosa che dopo magari mesi che uno fa delle cose, allora si dà un giudizio, si dà un parere. Comunque noi siamo Radio Libertà, canale 252 del digitale terrestre. Okay. Poi le capita, ti faccio un giro. Va bene. No, lei dice il fenomeno sociale, ma perché lo reputa sociale più che politico? Beh, sì, politico, sociale. Si mescolano le stesse cose, perché il sociale è politico, la politica è sociale. Sta parlando di Vannacci o di no, Salvini ormai? No, ma in generale, parlo in generale dei politici, no, dei politici, a prescindere. Adesso, al di là delle battute, diciamo, visto che siamo entrati in argomento, lei come lo vede l'attuale momento politico? Da milanese, deprimente. Lei vive a Milano? Io vivo a Milano, sì. Deprimente perché sono decenni, secondo me, che non ci sono dei veri politici, parlo a 360 gradi, quindi questo è deprimente perché diciamo il popolo non ha alla fine dei veri rappresentanti, cioè sì, ha dei fenomeni più o meno da baraccone o più o meno strutturati anche culturalmente, ma non c'è, secondo me, uno spessore politico come magari ci si aspetterebbe o come si vede in altri paesi, dove c'è anche una certa cultura politica. Qua ne vedo ben poca. Quello che sta dicendo mi incuriosisce anche da cittadino milanese, quale sono anch'io, perché il suo discorso, secondo lei, può valere anche per il governo cittadino, per la città di Milano? Diciamo che non ho seguito molto, vedo da utente di tutti i giorni quello che è la città e ad esempio sulla gestione io parlo perché mi muovo molto per lavoro, sulla gestione del traffico, sulle famose piste ciclabili, piuttosto che non sono molto d'accordo sull'indirizzo che ha preso la nostra amministrazione comunale, perché secondo me non si rendono conto di quello che è la dinamica dei lavoratori
che usano le strade posso capire, io sono anche uno che va in bicicletta, ma purtroppo è una città che non è nata per avere tutto questo, non dà lo spazio, quindi se tu vai a stringere tutto, poi c'è tutto fatto male, cioè non c'è una cosa fatta bene. Le posso chiedere in che settore opera lei, in che settore lavora? Solo della vendita. Quindi ha contatto credo anche con molte persone che commerciano, ecco. Molte più che altre aziende. Che aria si respira tra le aziende e il mondo produttivo? Milanese, lombardo immagino. Beh, quando io vado per parlare di lavoro non parliamo di politica. No, non di politica, proprio di prospettive economiche, di sviluppo. È un momento buono, positivo? Dipende dai settori, ci sono dei settori che vanno molto forte, altri che invece sono in crisi, per cui molto dipende proprio dai settori, dipende regionalmente dove sei collocato, ci sono dei luoghi più agevolati dove tutto funziona meglio, altri meno, quindi è un po' generalizzato. In generale la prospettiva secondo me non è proprio felicissima, no, non è molto rosea perché ci sono dei mercati emergenti molto aggressivi che tolgono sfiato alle aziende italiane. Se poi parliamo del piccolo imprenditore, dell'artigiano, del commerciante è ancora peggio, perché sono tantissimi negozi che chiudono, sono tantissime attività che chiudono, i commerciali diventano fagocitanti. Ecco, l'ultima cosa, poi non le faccio perdere altro tempo, però visto che stiamo chiacchierando amabilmente, diciamo, e si parla anche di politica comunque, al di là appunto dei fenomeni, come giustamente lei diceva, da un punto di vista strutturale lei che cosa auspicherebbe? Cosa dovrebbe fare la politica? Strutturale in che senso? Da che punto di vista? Da un punto di vista delle riforme vere, perché si parla tanto di riforme in Italia, no? Poi tutto è un po' così, diciamo. Allora, quanta gente ci ha promesso di tagliare le tasse e la burocrazia, cioè tutte quelle cose che sappiamo a memoria. Secondo lei da dove bisognerebbe partire? Qual è il punto 1? Secondo me dall'evasione fiscale, perché è talmente alta la cifra dell'evasione fiscale che credo che ogni anno sarebbero 3 o 4 finanziarie che si riuscirebbe a recuperare. Purtroppo il problema è che è difficile da affrontare perché qualsiasi gruppo politico o forza politica deve fare i conti con un elettorato che in buona parte è evasore fiscale e quindi è il cane che si morde la coda. Bisognerebbe cominciare un po' alla volta, ad esempio se dessero la possibilità di detrarre qualsiasi tipo di scontrino o di fattura o di ricevuta che io vada a fare, sarei più incentivato, se non altro per diminuire la mia tassazione, a chiedere a tutti quanti fammi lo scontrino, fammi la fattura. Questo sarebbe un primo passo secondo me. La ringrazio, le auguro buon pomeriggio. Buon lavoro. Arrivederci. Grazie. Allora, che ore sono? Fammi vedere qua. Sono le 15:02. Immagino che tra poco il palco si animerà di vita propria. Qui in mezzo alla gente che sta ancora affluendo e la posizione è anche felice adesso perché è ombreggiata. Tra l'altro oggi è venuto su un bel vento, un bel sole forte, stare al sole si brucia. E adesso io vado a farmi un altro giretto qua, se voi permettete in regia, vero? Andrea, mi permetti di fare ancora un giro in regia, vero? Sì, sì, ovviamente, tutto permesso. Io sto buttandomi dentro nella pazza folla e vediamo un po' di sentire qualche altra opinione, così, casuale. Buongiorno Radio Libertà, siamo in diretta. Buongiorno. Buongiorno. Lei si chiama? Ileana Ciancio. Da dove viene? Da Torino. Da Torino. Ci diamo del tu, facciamo Sì, prima. sì, assolutamente sì. Cosa ti aspetti da questo comizio di oggi? Ma più Italia e meno Europa. In sintesi estrema. In sintesi estrema, sì. Come la vedi la figura del generale Vannacci di cui parlano tutti? Io la vedo assolutamente bene. Cos'è che ti piace? Di Vannacci? La determinazione. Ci vuole un po' più di grinta nella politica italiana. Assolutamente. Basta e stare seduti. Bisogna alzarsi e andare avanti. Vabbè, allora vediamo un po' se questa cosa sarà confermata dal palco. Grazie, Vediamo. buon pomeriggio. Anche a te, ciao. Adesso c'è sapore di sale. No, sì, era Gino Paoli. Buongiorno signora, Radio Libertà. Siamo in diretta. Buongiorno, ciao a tutti. Adesso le faccio una domanda un po' stupida. Cosa c'entra Gino Paoli con il generale Vannacci? Allora, Gino Paoli sta bene sempre dappertutto, specialmente con questo sole che fa pensare alla spiaggia e al mare. Perché qua manca solo il mare, come si dice sempre di Milano. Bravo. Milano manca solo il mare. Abbiamo l'idroscalo, però... Allora, guardi, omissis, come dicono in questura, omissis.
Intanto ci diamo del tu, se sei d'accordo. Molto Siamo in volentieri. diretta, canale 25, la conosci Radio Libertà? Certo che se la conosco, Non tutti male. grandissimi. Grazie. Allora, cos'è che ti porta qua fondamentalmente? Allora, io sono una mamma e ho una bambina di 3 mesi e una di 7 anni e quindi ci tengo molto al futuro dell'Europa e del mio paese perché sarà l'Europa che vivranno loro. Di conseguenza ritengo molto importanti queste votazioni perché bisogna dare una raddrizzata a questa Europa e quindi assolutamente più Italia in Europa. Sono d'accordo con questo slogan. Questo slogan di sintesi, insomma. Esatto, esattamente. Io credo che i valori italiani non solo andrebbero difesi, ma andrebbero esportati e far sentire più valori italiani in Europa e aprirsi più alla nostra cultura secondo me è importante. Ti faccio un'altra battutaccia, esportiamo i valori italiani in Svizzera. Perché no? Perché no? Guarda che la carbonara piace in tutto il mondo, eh? Sto scherzando, naturalmente, mi riferivo ad altri valori. Comunque, al di là di tutto, cosa pensi del generale Vannacci di cui si parla in questi giorni, settimane, eccetera, eccetera? Allora, io riconosco al generale Vannacci il coraggio di aver infranto finalmente dei tabù dicendo delle cose che tanti pensano e che purtroppo sono state censurate. Dico purtroppo perché non stiamo parlando di insulti o parolacce, ma semplicemente di un pensiero libero. Ed è giusto ascoltare il pensiero di tutti. Lui ha rotto dei tabù e ha detto tante verità, quindi mi trovo d'accordo, Adesso perdonerai le mie stupidissime battute, io ti ringrazio invece per questa conversazione. Buon pomeriggio, adesso credo che tra qualche minuto sentiremo dal palco direttamente. Siamo quasi, infatti sono emozionata e non vedo l'ora di sentire il comizio di oggi. Dai, avanti tutta. Ciao, grazie. Buongiorno. Radio Libertà. Sono Viviani, papà di Lorenzo. È Radio Libertà questo. Radio Libertà, sì. Ma questo è un onore per me. Io ti conosco. Ti conosco, siamo in diretta tra l'altro. Siamo in diretta. Ascolta, ma io ti conosco solo per fotografia. E devo ringraziarti. Ti devo ringraziare perché. Io ringrazio voi per quello che mi servite anche per. No, voi dovete sapere che quest'uomo è il papà di Lorenzo Viviani, che conduce anche la trasmissione con Antonino Danna il venerdì sull'agricoltura, sui temi agricoli, eccetera. È stato deputato, lo conoscete benissimo. È un ragazzo fantastico, è un grande amico. Il suo papà io non l'ho mai conosciuto, lo trovo qua in piazza e sono emozionato perché quest'uomo in mezzo al mare ci ascoltava pure, tra l'altro. Sempre, tutte le mattine quando posso. Ma poi ti posso dire una cosa. Sei meglio di persona. Guarda, detto da te è un complimentone, Io so che c'è in pista anche un'opera letteraria che il nostro Antonino sa. Esattamente. E allora dopo ne parliamo però, dopo ne parliamo a parte. Sicuramente. Racconta un pezzo della tua vita, ma racconta un pezzo di storia di questa nostra Italia. L'hai seguito un po' e ci sarebbero tante altre cose da raccontare, però non si può, tutto non si può. Intanto grazie e buon pomeriggio, è stato un vero piacere incontrarti in piazza. È un immenso piacere. Grazie davvero, ciao. Un abbraccio, ciao, grazie. Piacere signore. Grazie, adesso sono un po' incasinato, ma poi avremo modo di vedere. Che bello incontrare persone belle, caro Andrea. E il papà di Lorenzo è una persona magnifica, non perché mi ha fatto i complimenti a me, ma perché lo è lui. No, è una persona che ci ascolta da tanti anni, fa il pescatore e con la sua barca ha sfidato le onde per un sacco di anni. Bellissima persona. Qua c'è troppo casino, però me lo confermi Andrea? Perché non sento quasi più nulla io qua sotto. Noi ti sentiamo bene, la musica Andrea, è alta, qualcosa ma il tuo segnale sento. è ottimo. Ai, qua, aspetta. Allora, comincio ad andare in coda adesso, attraverso delle magliette blu. Buongiorno Radio Libertà, salve. Radio Libertà in diretta, buongiorno. Buongiorno. Dica tutto. Da dove arriva lei? Cremona. Da Cremona, bellissima Cremona. Bellissima, sì. C'ha un Duomo quasi più bello di quello di Milano.
Quasi. È più piccolino, ma No, beh, è un però capolavoro. ha il suo perché, diciamo. È un capolavoro il Duomo di Cremona. La piazza che poi si prospetta sul Duomo è bellissima. Esatto, ha ragione. È una bella città, andrebbe un po' più valorizzata per me. Ecco, questo è un tema interessante perché tutte le nostre città sono sottovalutate, secondo me. Esattamente. Ci dovrebbe essere un turismo a Cremona non morti e fusi, ma che la gente si deve fermare. Adesso, se non sbaglio, tra poco si apre il Festival Monteverdiano, no? Com'è? Si apre il Festival di Monteverdi tra poco. Sì, però è sempre un turismo, cioè bisogna. Parziale. Adesso siamo alle elezioni, speriamo che vinca il nostro sindaco candidato di centrodestra, che almeno rivoluzioni un po', perché fino adesso è stato un disastro con 10 anni di centro-sinistra. 10 anni già. 10 anni, sì. Cos'è che l'ha portata qua in piazza? Insomma, nel retro dell'abside del Duomo di Milano. Io sono un militante, quindi io ci tengo a venire a tutte le manifestazioni comunque. Avere un militante che fa i gazebi tutte le volte. Quelli veri. Il militante è questo, non andare a eventi di elite, andare gazebi e piazze. E questa è una cosa molto bella. Sì. Chi è che la incuriosisce di più su questo palco? Ma io sono un fan sfegatato di Silvia Sardone, devo dire. C'è anche la maglietta, guardate esatto. qua. Però sono contento che anche il generale Vannacci sia candidato con noi. Lei lo vede positivamente questa candidatura? Io dico di sì. Che se ne dica, poi per me. No, perché qualcuno dice non appartiene alla storia della Lega. Vabbè, bisogna avere anche delle persone, diciamo, nuove, non è che deve essere sempre le solite minestre riscaldate, o no? No, certo. Quindi c'è bisogno anche di innovazione, ma ben venga. Se sono persone valide, a mio parere. Lei ascolta ogni tanto Radio Libertà, canale 252 del Digitale Terrestre? Capita poco perché non è che. Allora, su Radio DAB, se ce l'ha sull'automobile, si può ascoltare. Io ho la macchina ma non ho radio. Sulla app, sul telefonino, cerca Radio Libertà, la scarica, sì? Oppure sul canale 252 del Digitale Terrestre. Ok. Posso trovarla anche su Sky Glass? Sì. Va bene. Allora ci risentiamo. Perfetto, lei Grazie. è stato gentilissimo. No, lei è stato gentilissimo. No, Grazie. ma anche lei, grazie a lei. Buon pomeriggio. Altrettanto. Salve. Grazie. Buongiorno signora. Allora, Radio Libertà, buongiorno. Saluto Sammy Varin. E il grande Sammy Varin. Il grande Sammy Varin. Quelli del Cremasco, di Bagnolo Cremasco, lo salutano. Ma perché non l'hanno candidato Sammy Varin, che prendeva un sacco di voti? Sono pienamente d'accordo. No. Sono pienamente d'accordo. Sammy Varin va bene. Vabbè, insomma. Anche Cainarca, dovevano candidare. So io peraltro. Lo so. Ma mai ti seguo la mattina. Ascoltami, Dimmi. ma come la vediamo qua? Ma io la vedo bene, Sì. stiamo recuperando. Dovrebbe avere più coraggio di riportare certe tematiche che erano il suo cavallo di battaglia per poter avere più consensi ancora, specialmente quello del Green Pass, l'abbandono del Green Pass. Io non sono vaccinato, non sono anti né niente, mi sono libero, ho combattuto la Fornero, mi sono ritrovato dentro con quelle cose qua. Mi hanno dato molto fastidio, Io sono segretario della sezione di Bagnolo, dalla Lega, da 7 anni. Sono cose che condivido, vedo che sta cambiando passo, speriamo che tenga la barra dritta in questo momento, che ne abbiamo bisogno. Va bene. L'Europa, questo qua è l'ultimo passaggio che possiamo fare, o cambiamo o siamo finiti. Quella, ti ringrazio allora. Ci risentiamo lunedì mattina io e te, in radio. Buon pomeriggio. Grazie. Andrea, dimmi tu qualcosa, perché sono in momentaneo deficit di verbalizzazioni. Adesso Andrea ti devi inventare qualcosa. Un brano? Ma sì, manda un brano, dai, facciamo finta di mandare un brano musicale e poi mi ridai la linea. Va bene.
Sì, torniamo nuovamente in diretta da Piazza Duomo. Dell'abside di Piazza Duomo, per essere molto più precisi. Il luogo si va riempiendo di persone, naturalmente. Siamo un po' in ritardo rispetto alla tabella di marcia, sono le 15:21 al mio personalissimo cronometro. E vediamo un po' di aggirarci ancora tra le persone che sono qui. Buon pomeriggio, salve Radio Libertà. Radio Libertà, buonasera, buon pomeriggio. Siamo in diretta, canale 252 del digitale terrestre, Radio Padania Libera una volta, si ricorda, sì. Lei arriva da dove? Da San Giuliano Milanese. Qua vicino? Sì, sì. Cos'è che l'ha portata qui? Più che altro la figura di Vannacci. Mi piace Vannacci? Sì, sì. Cos'è che diciamo reputa positivo? Anche la sua storia, il suo passato, la vita che ha fatto come generale, tutto. Quindi le dà una fiducia anche politica? No, fiducia politica. Cioè il suo tipo, cioè per la persona che è, per la vita che ha fatto, lei dice politicamente mi ispira. Ma aspiro, c'è un qualche cosa, diciamo, la vita che ha fatto, io ho fiducia, diciamo, cioè quelle che lui ha fatto nella vita porterà in Europa, le esperienze, diciamo, della vita. Quindi a prescindere dal partito o è importante anche il partito in cui si candida? Vabbè, anche il partito, però più che altro è la figura del presidente di Vannacci. Ma lei l'ha già sentito parlare, sì? Per televisione, sì. Però dal vivo mai? No, dal vivo mai. Quindi è la prima volta che ascolto. Volta che vengo qua. È curioso? Sì, sono curioso. Bene, allora buon comizio, buon pomeriggio. Grazie. Arrivederci, salve. Allora, ma guarda un po' chi troviamo qua. Siamo in diretta con Stefano Zurlo. Ciao, buongiorno. Ciao. C'è anche il nostro Davide. Buongiorno Davide, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora di cosa stavate discutendo voi con quell'aria complice che... Stavamo vedendo un po' come quando inizia diciamo la manifestazione. Ovviamente il primo commento che si fa, il secondo, sto parlando. Arriviamo, ma è lui che la fa. Vedi, dopo vai a intervistare. Stavamo guardando che siamo, diciamo, sul retro del Duomo, ecco, per il momento. Sull'abside. Sì, sull'abside. Sul retro dell'abside del Duomo. Guarda, inquadrata da sotto in su è una meraviglia. C'è anche la luce giusta. No, si sta anche al fresco. Ma diciamo, politicamente parlando invece come la vediamo? Politicamente parlando è un finale, diciamo, di campagna elettorale come sempre molto, molto confuso. Il centrodestra ha presentato le sue riforme, quella sulla giustizia l'altro giorno che secondo me era necessaria, anzi andava fatta prima, e speriamo che non sia solo una fiammata elettorale ma che poi si prosegua e si vada avanti. La Meloni si è data il voto, ha detto che ha un buon voto, mi pare che ci siano degli elementi interessanti, soprattutto l'elemento più interessante che è emerso in questi giorni è l'aumento dell'occupazione in Italia, che mi pare la cosa più interessante. Ecco, ma tu Stefano, che appunto ti sei occupato e ti occupi tra tante cose, ma anche in particolare di giustizia, abbiamo parlato del tuo libro anche alla radio l'altro giorno, questa riforma ti convince, questo inizio di percorso di riforma della giustizia? Vabbè, come tutte le riforme si può migliorare, ha dei punti che si possono discutere, criticare, però secondo me sì, è una riforma necessaria perché il pubblico ministero fa un altro lavoro rispetto al giudice, quindi anzi, secondo me andrebbe differenziato ancora di più il percorso con un accesso diverso, con 2 concorsi diversi, quello poi si farà con le giornate. Il vero tema però è: questa riforma arriverà alla fine, come ci arriverà? Ci metteremo 1 anno, ci metteremo 2, ci sarà un referendum? Per intanto siamo partiti, che è già qualcosa, perché ripeto, quello che non si capisce è come mai tu hai un sistema processuale cosiddetto alla Perrimese, nel duello tra accusa e difesa, la parità, il pubblico ministero è sceso dal palco e sta con l'avvocato, poi però apri la Costituzione e vedi che il giudice è fratello gemello del PM, che il PM fa l'accusa ma trova anche le prove per difendere, allora che si mettono d'accordo, fa una cosa o fa l'altra, cioè non puoi essere un po' qui o un po' là, tant'è che in Italia
follia italiana si dice il PM è la parte imparziale. Allora, come fa una parte a essere imparziale? La parte faccia la parte dell'accusa, non ci trovo nulla di, come dire, di pericoloso, ci trovo invece un sistema liberale che sia coerente e che funzioni. Questo è il punto decisivo. Bene, ultima cosa, il tuo naso politico-giornalistico, giornalistico-politico, cosa ti dice rispetto a Vannacci? Porta voti? Grande questione, grande questione. All'inizio ero molto scettico perché ritenevo che portasse, diciamo, togliesse. Mi dicono che invece le cose non vanno così, rimane il mio dubbio sul fatto che la Lega che ho in mente io dovrebbe essere una Lega proiettata al nord, ma non nel nord così, come dire, tanto per dire, ma una Lega che non vada a intercettare, mettiamola così, solo il malcontento o comunque, diciamo, gli elettori, i cittadini disorientati, che pure è necessario, ma che sia espressiva, capacità di ragionare, di esprimere, esatto, i famosi ceti produttivi che ancora ci sono e che anzi scalpitano, perché l'export italiano viaggia a ritmi pazzeschi, e sono quelli di Varese, di Bergamo, di Brescia, di Treviso, di Vicenza, di Verona, di Milano, di Pavia, e potremo proseguire. Sì. Questo è il punto, secondo me, decisivo, su cui secondo me Salvini deve fare come dire, un ragionamento serio, perché poi questo si traduce in politica. Devo dire che Salvini ha avuto delle uscite però molto coraggiose, molto interessanti su tutto quello che è accaduto su Toti. Il fatto di andare a Genova a inaugurare, diciamo così, mettere il famoso primo cassone della diga foranea, è molto interessante perché fa capire che in questo momento, non so se siamo ancora in collegamento, non lo so. No. Sì, siamo in collegamento, vi avevamo perso per un attimo. Ecco, no, fa capire che cosa? Che è giusto, secondo me, prima di dire a Toti te ne devi andare, ragionare, perché Toti si sta difendendo, la memoria che ha depositato è un manifesto politico in cui rivendica quello che ha fatto, e dopo 2, 3, 4 anni di indagini si fa fatica a dire quali sono gli elementi contro Toti. Questo è un dato obiettivo. Nelle misure cautelari, cioè dove lui, il giudice, ti dice perché lo arresta, dopo 600 pagine tira fuori un'intercettazione del settembre 2021. Ricordo sommessamente che siamo a giugno 2024. Questo fa un po' capire. Allora, anche il perché delle riforme. Grazie Stefano. Togliamo voce a Vannacci, poi ci accusa. E adesso diamo la linea al palco. Grazie Ciao, a Stefano ciao, Zurlo, il giornale. Grazie, buon pomeriggio. Allora Andrea, io direi che possiamo collegarci adesso con il palco e buon ascolto a tutti. Ci sei Andrea? Sì, io non vedo ancora lo streaming, quindi se vuoi tenere tu un attimo. Allora dovresti secondo me fare una pausa musicale, metterti Okay. in linea con lo streaming, perché sul palco sono già attivi, quindi direi che bisogna approvvigionarsi dalla fonte giusta. Va bene, metto un brano intanto.
Ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua